La grande rissa, l'ennesima inquietante violenta rissa tra giovanissimi. Dopo essersi dati battaglia in pieno giorno nel parcheggio di un centro commerciale di Vicenza, l'ultimo scontro si consuma in un parco di Via della Cultura Camisana. Sono i residenti a lanciare l'allarme alla questura. Una trentina di adolescenti si stanno picchiando selvaggiamente. Qualcuno fa uso di oggetti contundenti, spunta un coltello. Le pattuglie delle volanti si precipitano sul posto per evitare che possa scoppiare la tragedia. Gli agenti individuano una ventina di ragazzini minorenni, ma altri, all'arrivo della polizia, si sono già dati alla fuga. Prima però avrebbero fatto in tempo ad aggredire con calci e pugni e a minacciare con un coltello un quindicenne, urlando minacce di morte anche ad alcuni abitanti della zona che si sono affacciati alla finestra di casa. Il quindicenne ferito racconta alle forze dell'ordine che, mentre stava giocando a basket con alcuni amici, è stato preso di mira da una ventina di ragazzini, 5 dei quali col volto coperto da un passamontagna. Partono le indagini. Al termine degli accertamenti, gli investigatori della squadra mobile denunciano al Tribunale dei minorenni di Venezia il presunto aggressore e il complice che gli avrebbe dato manforte. Entrambi, nonostante la giovane età, hanno a proprio carico precedenti denunce per rapina e porto abusivo di oggetti atti ad offendere, ma anche per lesioni personali aggravate, minaccia e partecipazione a rissa. Sono in corso ulteriori accertamenti per ricostruire i fatti, risalire al movente e identificare altri ragazzini coinvolti nella violenta rissa. Ma il tema è politico, sociale, qualcosa anche a livello educativo non è andato per il verso giusto.